Attenzione per cortesia, signor Giovanni Menegon, qui alla postazione microfonica, grazie. Signor Menegon, qui alla postazione microfonica, per favore, grazie. E ci siamo allora, in prima corsia già medagliata ai giovanili in passato, Aurora Rigo, Gabbiano. In corsia numero 2, nazionale assoluta di nuoto di fondo, è stata argento alla Coppa del Mediterraneo 2015 con la nazionale italiana Barbara Pozzobon, Idros. In corsia 3, anche lei è stata medagliata in passato negli 800 stile libero ai campionati italiani giovanili, Eleonora Marin, Team Veneto. In quarta corsia gareggia per i colori della Gorenica Radovlica, Slovenia. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, Londra 2012, è stata finalista europea in vasca corta. Will swim in lane number 4, European finalist and participating at the Olympic Games, Beijing 2008 and London 2012, Anja Klinar, Slovenia. Al suo fianco in quinta corsia è la campionessa italiana di categoria in carica degli 800 stile libero, già nazionale giovanile in Coppa Komen, Vittoria Grotto, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 6 è stata medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani di categoria nei 200 stile libero, Morgan Farronato, Team Veneto. In corsia 7 a difendere i colori del Veneto Banca Montebelluna, Maddalena Vettoretti. Ed in corsia 8 i colori sono sempre quelli del Veneto Banca Montebelluna e la vice campionessa italiana giovanile in carica classe 2001 degli 800 stile libero, Vittoria Tomietto. Iniziamo subito con una gara appassionante con la Klinar che già nel tuffo di partenza si prende mezzo metro sul gruppo, è la favorita di questa prova. Primato della manifestazione di Roberta Ioppi, atleta nata e cresciuta nella vasca di Montebelluna, che nel 2008 aveva nuotato qui 4,07 e 26. Klinar, ottima mistista, 2 medaglie d'oro ieri, va in caccia del terzo oro in questa edizione del Memorial Chiara Giavi in questa specialità. Cattiva cliente per lei Vittoria Grotto a difendere i colori del Veneto Banca Montebelluna, ha 12 anni meno e è molto più giovane ed è stata più volte campionessa italiana giovanile. Per la precisione, la Grotto ha vinto il titolo giovanile nei 200, 400 e 800 nel 2013, nei 400 e negli 800 nel 2014 e in categoria negli 800 stile libero edizione 2015. 100 metri che se ne vanno, 1.0036 la Klinar, Grotto 1.0096, poi la Marin in terza posizione 1.02 e 04. Gara estremamente tattica, quella dei 400 stile libero. Solitamente la Klinar in queste manifestazioni non imposta la gara in modo strategico, ma parte forte e cerca di tenere e incrementare il vantaggio man mano che macina metri. Così sta facendo con Vittoria Grotto che le è incollata alle caviglie. Klinar con un vantaggio di 1 secondo e 42 nelle prime 6 vasche di gara. La Marin ancora in terza posizione quando ci si avvicina al passaggio di metà gara dei 200 metri. Abbiamo ricordato più volte, vincitrice anche dei Giochi del Mediterraneo, Anja Klinar, finalista europea in campo continentale in vasca corta, ha partecipato anche a diverse rassegne dei campionati del mondo con la nazionale slovena. Ai 200 2.02.92 Klinar, Grotto 2.05.19, Marin 2.06.41. Nel pomeriggio di ieri di finali la Klinar
Ha avvicinato nei 200 stile libero il primato della manifestazione di Federica Pellegrini. 1,57 era il primato, 1,58 è il tempo della Klinar. Vedremo in questo terzo 100 quanto sarà capace di nuotare e se sarà capace di andare all'attacco del primato della manifestazione di Roberta Ioppi. Klinar davanti, Grotto che insegue con la Marin in terza posizione. Sembrano loro le tre candidate al podio e medaglie in questa gara. Quarta posizione poi la Farronato, la Vettoretti, la Tomietto, Pozzobon e Enrico a seguire. Tomietto che ricordiamo è la più giovane di questa finale assoluta classe 2001 e nuota in ottava corsia per il Veneto Banca Montebelluna. Klinar 3:05,82 con la Grotto in 3:10,51, Marin 3:11,88. È sui passi del primato la Klinar che potrebbe chiudere lì vicina intorno ai 4:08. Vediamo le energie che ha ancora in serbo per gli ultimi 100 metri. Grotto che si deve difendere dalla Marin, entrambe ben capaci di nuotare gli 800 stile libero, quindi non dovrebbero avere problemi di cedimento in queste ultime due vasche di gara. Momento in cui si fa tutto difficile, dove si sente la fatica. Due vasche al termine con la Klinar ancora davanti. Sembra sfuggirle leggermente il primato della manifestazione. Calata qualcosa in questo 50 intermedio. Vediamo il gran finale, lo ricordiamo, 4:07,26. Difficile il primato di Roberta Ioppi. Intanto però è prenotata la terza vittoria della slovena Anja Klinar, che va a vincere in 4:08,43, 4:08.43. Grotto che rimane al secondo posto, a lei il podio in 4:16,02 e terza la Marin 4:17,62.